Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano, si riparte a bomba con gli acquisti di aprile. Avevamo già tanta bella robina, ma tanti non sono veri e propri acquisti, ma recuperi bodiani, nel senso che il mio caro amico Bode mi ha portato un po' di giochi PlayStation 1 e PC, che nei PlayStation 2 mi sembra, che boh, chiaramente roba in garage, cantina e tutto, non sa che fare, allora mi ha detto Marchetto, so che tu sei un collezionista obesotto e quindi ti regalo tutto. Grande Bode. Allora, partiamo subito a bomba con i giochi PlayStation 1, sono giochi certi, insomma, chiaramente sono giochi anche Platinum così, quindi non aspettatevi Silent Hill gratis, ovviamente, ma sono comunque pezzi che, insomma, comunque sono strafelici di avere in collezione. Allora, cominciamo da questo. Moto Racer World Tour. E il godimento c'è. Poi, questi di Disney sono strafelice. Disney Atlantis, l'impero perduto. Questa è tutta roba bodiana, eh? Attenzione. Peter Pan, l'avventura nell'isola che non c'è. E si gode. Devo fare un video sui giochi Disney. Lillo e Stitch, grossi guai alle Hawaii. Ok. Poi Monster Co, l'isola dello spavento. Questi sono giochi probabilmente che ha recuperato da GameStop. Questo lo cercavo, lo dovevo comprare, grazie, assolutamente. Spider-Man 2, questo veramente lo volevo tanto, quindi sono contento. Ogni tanto un po' di bala. Formula 1 2001, ce l'ho per PlayStation 2 ma mi mancava per Play 1. E NBA Live 2003, non ce l'ho per PlayStation 2 ma mi mancava per PlayStation 1. Molto bene. Poi, sempre recuperi bodiani. Super Mario Bros. Deluxe, Game Boy Color, dinosauri, Game Boy Color. Poi, questa è una cosa mia che mi è tornata indietro per fortuna, perché questo è un pezzo storico. Multitab PlayStation 2. Quello per PlayStation 1 non ce l'ho mai avuto, ragazzi, la cosa è abbastanza ufficiale. Questo invece l'ho recuperato io, che mi mancava, e sinceramente era un po' imbarazzante. Tekken. E godo. Questo bello, tenuto anche bene. Poi ancora recuperi bodiani. The Sims Collection con delle espansioni. Una. Due. Tre. E quattro. Poi Madden 12, Xbox 360. E chiudiamo con il pezzone. Bruce Lee, Quest of the Dragon. E questo è tanta roba. Xbox Classic. Buono. Poi abbiamo due filmetti. Ferrari, non male, ma preferisco il film in due parti di Castellitto. Cioè, purtroppo, ecco, sto film, vabbè, Adam Driver è un grande, però troppo americano, nel senso non vedo proprio la passione e il cuore italiano. Cioè, ripeto, quello di Castellitto secondo me è superiore. Lo dico senza vergogna, cioè, perché c'è la moda, l'America è meglio in tutto, no. Cioè, il film di Castellitto, a mio parere, è vero che questo racconta solo un anno praticamente di Ferrari, un episodio della Mille Miglia, però cioè, quello di Castellitto proprio ti toglie il cuore, emozionante. Questo molto meno, secondo me. Poseidon, Blu-ray e godo. Un po' difficile da trovare. Poi abbiamo una variant di Capitan America, molto bella, molto figa. Eccola qua. E poi chiudiamo con, scusate, un joystick per la Wii, che non voglio usare sempre quello dorato perché non voglio rovinarlo troppo. Sapete che il Kuma è un po' pazzo. E poi un po' di musica. Abbiamo un'edizione giapponese Yes, grandi Yes. Poi 3 colonne sonore. 2001, Odissea nello spazio. The Truman Show. E soprattutto The Mask, trovata a 10 euro. Non, cioè, difficile da trovare, tanta roba veramente.
non me l'aspettavo, tenuto benissimo, preso in un negozio di dischi. E niente ragazzi, questi sono gli acquisti di aprile, si parte comunque bene. Diciamo che non ho degli acquisti particolari, teoricamente, salvo che trovo qualcosa di super, perché insomma sono stati mesi importanti quelli ultimi trascorsi, quindi devo stare un po' tranquillo. Ci sarà sicuramente per la nuova espansione di Magic, ed è quella insomma tra virgolette di cowboy, così, dove torna Oko. Ci sono veramente un'espansione molto molto dal power level elevato. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, si parte a bomba. Ciao! Raga, andiamo avanti con gli acquisti di aprile. Questo l'ho preso a marzo, infatti nel video degli acquisti di marzo c'è la scatola, ma adesso è completo, messo in bacheca. Questa è un'opera d'arte in movimento e non. Cioè non si muove, ma si muove, da quanto è bello. McLaren di Ayrton Senna. Guardate che roba. Ayrton in tutto il suo splendore. Qua abbiamo la macchina, l'anno del Cume, l'88. Ayrton Senna, godo. Qua abbiamo altro acquisto di aprile, dopo il guanto di Thanos, il guanto di Iron Man, stupendo. E questo non è proprio un acquisto, ma ho messo diciamo le figures, quelle diciamo doppie tra virgolette, nel senso che ho già in versioni diverse. Qua in questo diciamo non so come definirlo, comunque un portafigures, non più che un portafigures, una specie di mensoletta proprio perfetta per appunto le statuette, e tanta roba, però nel guanto e nelle statuette possono competere con Ayrton Senna, cioè ciao, è veramente mostruosa, superba. Qua raga abbiamo due Lego nuovi, Thanos in una nuova versione, sapete che devo avere tutto di Thanos, questo è un regalo di compleanno, molto molto bello. E qua questa è una limited, quando ho acquistato il set di Senna mi hanno regalato anche questo, e godo. Guardate qua abbiamo tanta robina bella, anche i Lego, le collezioni comendiane. Mini acquisto per l'Alienware, che così rimane un po' più fresco, visto che è vecchiotto ormai, e chiaramente RGB perché il cubo è un po' pazzo. E sì, sto installando anche i driver, che poi detto è distrutto sto PC, non devo rimettere un po' in sesto. Raga, continuiamo con gli acquisti di aprile. Magic mi sta portando alla povertà più assoluta. Allora, partiamo un po' di carte speciali. Cominciamo con Acroma, in versione foil, che mi mancava. Supplicare gli angeli, che ce l'ho in 1000 copie, ma così mi mancava foil. Angelo esaltato. Un altro angioletto. La signora Ienara o Genara. L'angelo di fulmini, bellissimo. Vabbè, angelo di serra in 2 copie, che mi mancava in sta versione. Poi finalmente un Planeswalker che entra nella mia collezione, ne voglio prendere almeno un altro per avere un per 2, perché sapete per come giochiamo noi il per 2 va più che bene. Wrenn 6, amo questo Planeswalker, stellare. Poi Balance, bellissimo, una versione meravigliosa. Caduta dell'eroe, ne ho in 207 copie, ma in questa versione mi mancava, l'avevo giocata non so quanto negli anni d'oro magichiani. Muldrifter in versione bambino, nel senso dei bambini, da quello che ho capito anche bambini comunque con delle difficoltà, che non stanno benissimo, hanno fatto queste carte, se ho capito giusto, se non voglio dire una cavolata, non potevo non avere almeno una copia, e ho preso questo. Blood Artist, una delle mie carte preferite nere, in una versione a dir poco afrodisiaca. Balbraid Health, o Baldbraid, o Bloodbraid, o che ne so. Insomma, l'elfona che spacca i culi, perché è vero, cioè io amo questa carta, ce l'ho in più versioni. Questa però non mi mancava, stupenda, presa.
altra versione particolare di Hamry, Bitter Blossom, carta che stradoro, in una versione a dir poco ciao, Poi ho preso 3, che ne sono solo una di Butch, o Butch, lascio sempre a voi la scelta, da Fallout, un personaggio che mi sta troppo simpatico, cioè Butch ragazzi, è Butch, lui si chiama Butch, lui è Butch, e godo. La dottoressa Madison, che la volevo in questa art, perché sì. E dopo abbiamo questa è una delle mie carte preferite in assoluto di Magic, Crogiolo di Mondi, non potevo non prenderla in versione Fallout. Sol Ring, ce l'ho in 5.000 versioni, ma questa mi mancava. Lui è un bell'uomo, quindi accettiamo tutto. Vandal Blast in 2 copie. L'arcano, il signor Arcano. Troppo bella, cioè, ciao. Nuka Cola Machine, questa è proprio, cioè, ciao. Che cos'è? Sembra Miss Minutes questa comunque. Ok. E chiudiamo con la torre di comando, sempre in versione Fallout. Raga, adesso devo uscire la nuova espansione, quella dei cowboy. È un'espansione devastante, ragazzi, veramente. Power level devastante. E tantissime carte che voglio, soprattutto le versioni alternative di Occo. Speriamo di trovarle, come sarà un super sboosting comendiano. Raga, alla prossima. Con Magic, la povertà è vicina. Ciao! E salutiamo Dennis. Ah ah ah, non hai detto la parola magica. Ah ah ah. Raga, continuiamo con le questioni di aprile. Abbiamo due cosine prese che mancavano da parecchio l'appello comendiano. Infatti, come potete vedere, vedete i modellini di Formula 1, quindi un piccolo spoiler. Cominciamo qualche giochino, ho preso pochissimo. PlayStation portatile Spider-Man 2 e godo. Assassin's Creed Bloodlines, questo mi mancava proprio. Poi questo ho preso a 20 euro, ragazzi, non sono appassionato della saga, ma c'è dei film che mi fanno cagare proprio. Però, come si dice, hanno parlato molto bene del gioco, quindi per 20 euro l'ho preso, Avatar, e godo. Poi 2 filmetti, Tarzan, c'è Margot Robbie, quindi Aprile Bello. E questo che veramente sono scioccato, anche questo doveva essere già nel mio carniere da parecchio tempo, invece non ce l'ho, non capisco il perché sinceramente. Gli intoccabili, The Untouchables in inglese, molto curioso. Perfetto. E poi le 2 new entry, il modellino 1.43 della Ferrari Special Edition giallo Modena di Sainz Junior, veramente stupendo, tantissima roba, capolavoro. E poi una macchina che forse è più sofferenza che gioia, anzi senza il forse, però mancava in collezione. Visto che ho preso il Lego di Ayrton, ho preso la Williams Renault del 94 del Gran Premio del Brasile. Volevo anche questo pezzo, perché comunque anche questo purtroppo questa macchina fa parte di Ayrton e non è la macchina sicuramente preferita, anzi, però la volevo, tutto quello che riguarda Ayrton lo voglio sinceramente. E niente, quindi acquisti importanti con anche 2 cosine che erano un po', insomma, modellini, mancavano l'appello da forse quasi un anno che più, togliendo ovviamente il Lego di appunto di Siena dell'88, della McLaren dell'88. E niente, sono il comandone veneziano, ci becchiamo per prossimi acquisti di aprile, acquisti importanti. Ragazzi, ho caldo, sto anche volando mentre registro. Ciao! Raga, continuiamo con gli acquisti di aprile e abbiamo tanto e tanto Magic con un'espansione veramente devastante, ma intanto vediamo che sono un po' di robina che ho accumulato e andiamo. Cominciamo con un film DVD duplex, un appartamento per 3, filmetto niente di devastante, però una commedia con Drew Barrymore e Ben Stiller. L'ho trovato in DVD, Blu-ray. Introvabile. Poi un gioco che ho già per Play 2, ma lo volevo anche per PC perché comunque è un gioco che ha segnato la storia kumendiana. Riders on the Storm, Need for Speed Underground 2.
il capolavoro, il più bel Need for Speed della storia. Poi, ragazzi, in questo aprile siamo tornati con i modellini di Formula 1. Dopo Senna Lego, dopo Ayrton Senna con la Williams 94, dopo con la Ferrari edizione Yellow, andiamo con la McLaren di Lando Norris. Tanta roba, ragazzi, è veramente bellissima. È un po' scuro, però forse, eccola qua. Vediamo un attimo se devo settare qualcosa in diretta e in esclusiva. No, è a posto, allora sono io che vaneggio. Comunque è molto bella questa McLaren, poi sapete io amo l'orange, quindi non posso che godere. Eccola qua, in tutto il suo splendore, con le gomme croma praticamente. Perfetto. Poi andiamo con due portamazzi, ma non di Magic. Star Wars Unlimited, che ragazzi sto cercando di... Perché spostiamoci un attimo, è un po' scuro. Aspetta un attimo. Ok, eccoci qua. Purtroppo non ho trovato quello di Vader che devo assolutamente recuperare. Quindi qua abbiamo il primo. E questo è il secondo con Luke Skywalker. Pagati pochissimo, carini, però cerco quello di Darth Vader ovviamente. Poi abbiamo un po' di carte singole che ho recuperato, perché con l'espansione poi di Fallout sono uscite delle carte a dir poco afrodisiache. Cominciamo. Madonna, ma scusate ragazzi, un attimo solo. Vediamo se si vede un pochino più chiaro. Vabbè, insomma ragazzi, comunque abbiamo la versione di Fallout del Walking Ballista, carta che non ha certo bisogno di presentazioni. Stupenda. Poi due versioni del Calabrone, Hornet Queen, stupenda. Poi questa molto iconica, Inventory Management, strepitosa, a mio parere. Vabbè, questa è una carta che ha fatto la storia di Magic the Gathering, il Tarmogoyf in versione Fallout, ragazzi. Carta che adesso si usa poco, scandalosa a mio parere. Eccola qua. Poi abbiamo dall'espansione l'ultima espansione del Maniero, che a me sapete non mi ha fatto esaltare tantissimo, però è venuta fuori una creatura che amo, così è solo per 4, anche in versione alternative. Andrag, il Talpamoto. Bellissima. Adesso abbiamo 4 per di questa e godo. Poi ho chiuso anche il 4 per perché avevo la carta meme dell'unico anello in versione stampata, adesso ce l'ho anche in versione normale, oltre alle 3 alternative, The One Ring. Vabbè, anche questa è una carta che non ha bisogno di presentazioni. Il secondo Renin 6 in versione alternative, sapete che di certe carte mi basta il per 2. Eccola qua, cioè, anche questa è meravigliosa. E il per 4 di Tibalt, Planeswalker, istigatore dissoluto. Mi piace perché crea piedine diavoli, visto che c'è un mazzo che gira tutto attorno ai diavoli, al Vexing Devil, che è una delle mie carte preferite di Magic. Ci stava e me lo sono portato a casa. Tibalt, istigatore dissoluto. Perfetto. E poi chiudiamo il cerchio con tutto quello che mi è arrivato di Magic della nuova espansione Banditi di Crocevia Tonante. Si comincia per il release pack, e questo me lo apro da solo. Il bundle solito, e anche questo me lo apro da solo. Però in un unboxing ci apriamo il malloppone obeso, dove devo andare alla ricerca di Oko, ovviamente. Eccolo qua. E ben 3 collector booster, quindi ragazzi c'è tanta carne al fuoco per quanto riguarda Magic the Gathering e godo. Raga, ci becchiamo con i prossimi acquisti di aprile, che in realtà sono praticamente finiti. Ciao!
Ragazzi, andiamo a chiudere gli acquisti di aprile con Magic, ragazzi. Magic in questi ultimi 2 o 3 mesi sta dominando la scena con delle carte singole. Allora, andiamo a prelevare 4 Cavu territoriale in versioni diverse. Questa ovviamente vecchia è la mia preferita, superb, meravigliosa. Poi il Copper Coat, ragazzi, il Copper Coat Vanguard, un umano molto forte, io chiamo Matsumani. Aspetta, gli altri umani prendono +1/+0 e hanno World 1 in versioni diverse. Eccolo qua, eccolo qua. Poi ovviamente mi sono prelevato Oco perché non l'ho trovato nei pacchetti. Questo è l'Oco nuovo, meno forte ovviamente, e poi invece l'Oco blasonato in una versione bellissima. Eccolo qua, il signor Oco. E poi le carte insomma che mi ispirano, me ne arrivano altre a maggio. Un incantesimo sempre dell'ultima espansione e 3 istantanei. Shot the Sheriff, ne ho già uno, ho preso gli altri 3. Raga, acquisti di aprile andati, molto positivi, molto, come si dice, afrodisiaci, e niente, ci becchiamo con gli acquisti di maggio. Ciao!